Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Apriamo con la cronaca. Un vasto incendio è divampato nelle pertinenze di un albergo a 4 stelle di Lignano Riviera, interessando in particolare la zona del ristorante Newport. Si tratta dell'Hotel Marina 1 di Riviera, da anni chiuso al pubblico e messo in vendita all'asta giudiziaria fra 15 giorni con un'offerta minima di 2.800.000 euro. L'allarme in Viale Adriatico 7 è scattato poco prima delle 13 ed è rientrato alle 14 dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare le lingue di fuoco che si levavano dal tetto dell'immobile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La colonna di fumo nero, formatasi con la combustione di materiale plastico legnoso, è rimasta visibile a lungo da chilometri di distanza, addirittura dall'autostrada A4. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnati anche a capire cosa abbia causato l'incendio. E un camion compattatore in servizio nel comune di Aviano ha preso fuoco questa mattina mentre percorreva via Montecavallo. L'allarme è scattato poco dopo le ore 7. A lanciarlo è stato lo stesso autista del mezzo, uscito illeso dal veicolo dopo averlo posteggiato nel primo spiazzo trovato a bordo strada. All'arrivo dei vigili del fuoco di Pordenone, la cabina del mezzo era ormai completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero anche agli alberi che si trovavano nelle immediate vicinanze del veicolo. Le cause dell'incendio sono ora in fase di accertamento. È morto l'imprenditore Gianpietro Benedetti, numero 1 della Danieli di Butrio. Nato nel 1942, Benedetti ha proiettato il gruppo di Butrio tra i leader mondiali nella progettazione e costruzione di impianti siderurgici. Entrò in azienda nel 1961 come disegnatore tecnico per poi scalarne le gerarchie fino a raggiungere la vetta nel 1986 come direttore generale durante l'era di Cecilia Danieli. Dopo la scomparsa di Cecilia, Benedetti diventa presidente e amministratore delegato nel 2003. Lascia la carica nel 2018 a favore di Giacomo Mareschi Danieli. Cavaliere del lavoro dal 2006, 2 lauree e un diploma ad honorem, Benedetti era anche presidente di Confindustria Udine. Cambiamo argomento, buon compleanno Gorizia con le rose per la pace in un momento in cui ne abbiamo proprio bisogno. È l'appello lanciato ieri in occasione del 1023esimo compleanno di Gorizia. In un aiuola di Borgo Castello sono state piantumate le rose di Gorizia, Nova Gorizia e Linz. Un esempio di amicizia e collaborazione dopo tante sofferenze e un messaggio internazionale di pace, ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Sentiamo. Bellissima giornata quella di oggi, 28 aprile 2024, ricorda il 28 aprile del 1001, cioè la data in cui Gorizia entra nella storiografia ufficiale. 1023 anni, vorrei dire anche portati bene. Abbiamo voluto festeggiarlo proprio con il cuore, con gli affetti, con l'amicizia. Perciò con il comune di Nova Gorizia e il comune di Lienz ci accomuna secoli e secoli di storia insieme, secoli di storia che si sono cementati in una grande amicizia. Perciò una capitale secoli fa, Gorizia capitale della contea, oggi con Nova Gorizia capitale il prossimo anno della cultura europea. Perciò un bellissimo modo abbiamo piantato 3 rose. 2 rose sono il simbolo, una di Lienz e una le rose di Nova Gorizia. Noi invece abbiamo la rosa di Gorizia, non la mettiamo nei vasi ma la mettiamo naturalmente sulle tavole imbandite. Samo Turel, sindaco di Nova Gorizia. Sì, una bellissima iniziativa, siamo molto contenti di portare una rosa anche a Gorizia, da Nova Gorizia, dove è proprio adesso in corso il Festival delle Rose. Una rosa molto speciale, si chiama Presciren, è stata sviluppata dalla nostra associazione degli amanti delle rose e da oggi Presciren, che è il compleanno l'8 febbraio, quando inizia l'anno prossimo la nostra capitale europea della cultura,
si sboccerà e fiorirà anche qui a Gorizia. E lasciatemi per ultimo di fare i complimenti per il compleanno di Gorizia, li porta veramente bene questi anni. Ma di Gorizia e di Nova Gorizia naturalmente, è un compleanno condiviso. Grande Paolo, rappresentante del comune di Lienz, e a Cipicchia parla perfettamente italiano, ti invidio. Ma insomma, me la cavo. Comunque sono orgoglioso di poter essere qui, di poter rappresentare la città gemellata di Lienz, insieme al sindaco Turel, al sindaco Ziberna di Gorizia, e abbiamo portato anche noi la rosa di Lienz, simbolo dell'amicizia, oltre che al gemellaggio con le due città goriziane, una regione che con la quale siamo da tantissimo tempo in buon vicinato e abbiamo una lunga storia insieme e siamo fieri di poter riattivare questa amicizia in comune rispetto, e speriamo che come fioriscano le rose fiorisca anche la nostra amicizia con le due città. È stata presentata la seconda edizione del Festival dell'Acqua di Staranzano, che si svolgerà dal 16 al 19 maggio a Staranzano e nell'Isontino. Saranno 4 giorni con oltre 30 appuntamenti fra talk, performance, eventi espositivi, laboratori e altre esperienze. Il festival nasce nel piccolissimo comune di Staranzano, l'unico in regione che vede la presenza delle 3 acque, il fiume, il mare e la laguna. Sentiamo le voci dei referenti del festival: Roberta Sodomaco, Roberto Kovaz e Francesco Scarell. 4 giornate intensissime per la seconda edizione del Festival dell'Acqua, dal 16 al 19 maggio a Staranzano, ma non soltanto, nell'Isontino, perché ci siamo espansi, fluidi esattamente come l'acqua. Appuntamenti di diversissimo genere, come nella cifra del Festival dell'Acqua, che interseca i linguaggi della scienza con quelli dell'arte, per cui eventi espositivi, fra tutti la mostra di archeoplastica, il museo virtuale e non dei rifiuti spiaggiati, che ci ricorda che continuiamo a emettere troppa plastica nella natura, e quindi il mare ogni tanto ce la risputa spiaggiando sulle nostre coste la plastica che resiste decenni, ma anche tanto teatro. Arrivano a Staranzano Marina Senesi con la sua performance Porto a Porto, qui nel giardino della biblioteca Officina Oceanografica Sentimentale, una deliziosa performance in una roulotte teatro per 7 spettatori alla volta, e poi a chiudere il festival L'altro mondo, piccole storie di cambiamento, che è uno spettacolo sul cambiamento climatico, però animato dal format del teatro a pedali. Siamo noi spettatori che pedaliamo su delle biciclette che alimentano la fonica e le luci dello spettacolo, quindi un festival a impatto ambientale zero. E poi talk divulgativi con alcune delle personalità più prestigiose del mondo della scienza e non soltanto: Giulio Boccaletti, direttore del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, ma anche Marco Paolini, che arriva a Staranzano con la sua Fabbrica del Mondo, il progetto fondato insieme a Telmo Pievani per salvare il pianeta, con lui la climatologa Elisa Palazzi, Massimo Cirri, che ci viene a raccontare quella avventura incredibile nata nel 2005 che è Mi illumino di meno, e poi la giornalista Francesca Mannocchi, che ci ricorda quanti aspetti geopolitici, anche drammatici, sono legati all'acqua, perché la crisi climatica e la conseguente crisi idrica sono motore di tensioni, conflitti e migrazioni forzate nel mondo. E poi laboratori per i più piccoli, esperienze alla scoperta delle acque del territorio. Davvero ce n'è per tutte le età e per tutti i gusti al nostro festival. Perché il Festival dell'Acqua a Staranzano? Ci sono 3 risposte. La prima, emotiva, riguarda un'intuizione che ho avuto quando è stata installata la piccola fontanella vicino nella piazzetta di Staranzano. Mi ha evocato il senso di comunità, il senso di tradizione, quando appunto alla fontana si recavano le donne per prendere l'acqua per i fattori domestici, ma anche per chiacchierare, per scambiarsi delle confidenze. La seconda risposta è razionale, perché Staranzano ha un rapporto particolare con l'acqua,
essendo al di sotto del livello del mare gran parte del territorio, e vive grazie all'idrovore, grazie all'ingegno umano. La terza risposta è responsabile, perché l'acqua oggi è un bene ancora più prezioso, perché va salvaguardato, e per la salvaguardia vanno le buone pratiche, devono essere alimentate di cultura e anche di suggestione. Abbiamo creato dei laboratori molto particolari di creatività, scienza e arte all'interno del biotopo Schiavetti, una zona umida che sta tra Staranzano e Monfalcone. L'abbiamo fatto con le scuole, le classi del BEM, quindi dell'Istituto Comprensivo che è qua a Staranzano, e i ragazzi e ragazze hanno potuto visitare e conoscere questa zona molto particolare, molto importante anche del territorio, attraverso dei laboratori. Hanno fatto laboratori scientifici, quindi analisi delle acque, del suolo, microscopiche, ma anche laboratori un po' più creativi, mettendo insieme un po' le due entità, arte e scienza. E quindi hanno praticamente suonato i campioni d'acqua con un sintetizzatore modulare che abbiamo portato lì, grazie anche all'elettricità trasportata da Xmobil, questa struttura a pannelli solari che ci ha permesso di avere elettricità nel campo, perché eravamo comunque in natura. Poi abbiamo fatto laboratori di field recording, quindi laboratori di analisi del suono, registrazione del suono sott'acqua e sopra l'acqua con microfoni molto particolari, un laboratorio del tattile abbiamo chiamato, cioè di differenza di temperatura attraverso una telecamera termica, quindi che va a leggere i raggi infrarossi emessi dai corpi, e quindi abbiamo potuto osservare questo luogo naturale anche attraverso occhi diversi. Il tutto verrà poi questi dati raccolti verranno esibiti attraverso una mostra particolare e dedicata a questo all'interno del municipio di Staranzano. Il 16 maggio inaugura e starà tutta la durata del festival fino al 19. Siamo alla cultura, lunghi applausi venerdì scorso a Trieste in Sala Luttazzi al Festival del Trio dell'Associazione Chamber Music per il trio Orelon, uno dei più amati ensemble cammeristici del pianeta, vincitore dell'importante concorso di Melbourne 2023 dopo l'affermazione al premio Trio di Trieste. Composto dalla violinista Judith Staff, dal violoncellista Arnau Rovira Ibascompte e dal pianista Marco Sanna, per il primo appuntamento della rassegna Festival del Trio International Winners, il trio ha portato sul palco una dedica al più noto e amato compositore ceco dell'Ottocento, Antonín Dvořák, e alla sua Boemia. Il festival è poi proseguito sabato sempre in Sala Luttazzi al Magazzino 26 di Portovecchio con il concerto della ventenne pianista malese Magdalene. Il gran finale si è svolto domenica sempre in Sala Luttazzi con il quartetto d'archi Indaco, vincitore nel 2023 del prestigioso concorso internazionale di musica da camera di Osaka. Cambiamo argomento, siamo al calcio di Serie A, l'Udinese pareggia contro il Bologna. Sentiamo il commento di Andrea Alberti nello speciale dedicato a Io tifo Udinese. Un saluto telespettatori di Friuli TV24, Caffè TV24, un saluto da Andrea. Oggi andremo ad analizzare una partita che sulla carta risultava impossibile, ma che l'Udinese ha condotto diversamente e ha condotto bene. Peccato, tanta sfortuna anche in questa partita. L'Udinese non riesce a portare a casa i 3 punti, va in vantaggio con Paiero nel recupero del primo tempo, subito dopo il pareggio di Salamaker su calcio piazzato su punizione e l'Udinese pareggia a Bologna, un punto comunque importante, ma un punto che non la porta fuori dalla zona retrocessione. L'Udinese al terzo ultimo posto a 29 punti, sopra di lei Empoli, Verona, Frosinone a 31 e il Cagliari a 32. Abbiamo visto un'Udinese diversa, ma comunque sia sempre con un minimo di paura nel gioco, lo ha dichiarato anche mister Cannavaro, che ha fatto vedere anche un'Udinese diversa anche nei cambi, e abbiamo visto un Davis veramente, veramente motivato e veramente un calciatore che doveva avere spazio e quindi dovrà avere più spazio
Peccato ci sono poche le giornate alla conclusione di questo campionato, probabilmente sarà stato un problema dell'allenatore che c'era prima, ma veramente un Davis motivato che prende il palo all'ultimo minuto, nei minuti di recupero, che non fanno portare a casa i 3 punti all'Udinese. Ora c'è il Napoli, mancano 3 partite dopo il Napoli alla fine di questo campionato e il Napoli sarà una partita chiave. Non abbiamo un buon rapporto con la tifoseria napoletana, non c'è un buon rapporto con i tifosi bianconeri. Ricordiamo che il Napoli al Blue Energy Stadium, quella volta Dacia Arena, quindi per noi sempre Stadio Friuli, ha portato e ha vinto il campionato l'anno scorso e per questo lunedì andrà a giocare una partita che per l'Udinese sarà come una vittoria di campionato. Se si vince possono cambiare le sorti di questo campionato per l'Udinese, se si perde il baratro e la Serie B è sempre più vicina. Si riducono le possibilità di salvezza da questa partita qui. Quindi animi molto accesi, tifoserie molto accese, sarà una partita chiave, veramente sarà una finale e noi saremo lì a lottare con loro, facendo i 12esimi giocatori, saremo lì a lottare e ci dobbiamo credere. Dobbiamo credere in questo sprazzo di fine campionato che deve portarci alla salvezza. Dobbiamo stare uniti, abbiamo un allenatore che ha fatto capire e ha fatto vedere che nel poco tempo che è stato presente qualcosa è cambiato. C'è tanto lavoro da fare, però la partita di lunedì, ripeto, sarà una partita chiave. Ci vedremo al Blue Energy Stadium Stadio Friuli, saremo presenti per documentare tutto quello che succederà e speriamo, veramente speriamo a questo punto nella buona sorte e speriamo di vedere questa Udinese di oggi con qualcosina in più. Io vi saluto, vi ringrazio, oggi sono stato molto veloce, la tensione è tanta, ripeto, dobbiamo essere concentrati, non c'è tempo di commentare, criticare, c'è tempo solo di rimanere concentrati e di far capire all'Udinese Calcio e a tutti i nostri bianconeri che noi siamo con loro, come loro sono con noi. Con questo vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Un saluto da Andrea. Grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, in redazione Andrea Alberti. Buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.